dovremmo un po' guardare la storia e riprendere un po', come dire, la tradizione della Serenissima, il rifugio quasi, era un rifugio per spiriti liberi da tutta Europa, insieme alla Svizzera stessa. Quindi con i fatti, cioè noi non abbiamo bisogno della Svizzera, noi dovremmo semplicemente, solo per dire, semplicemente riprendere in mano il nostro futuro e affrancarci da questo Stato. Perché questa è un'ipervia, non ci sono altre vie. Uno Stato veneto, libero e indipendente di circa 5 milioni di persone, il cittadino conterà sicuramente di più di uno Stato di 60 milioni di persone. E anche il semplice peso di ogni voto su una popolazione di 5 milioni vale più che un voto su una popolazione di 60 milioni. E quindi penso che l'indipendenza sia la soluzione, perché non c'è io vedo personalmente, penso che una delle cose peggiori che l'Italia ci sta attaccando è questo senso di sudditi che hanno bisogno di mamma Stato per qualsiasi cosa. Io guardo ai nostri imprenditori, loro sono riusciti a creare dal nulla ricchezza, secondo me hanno fatto un pezzo di miracolo, perché ce l'hanno fatta nonostante l'Italia e non grazie all'Italia. Però vedo allo stesso tempo che tra la gente si sta creando questa paura, questo senso di essere di assistenza continua. Infatti non è un caso, anche qui a Verona, che la gente è contenta, giubilo, per il fatto che un sindaco che si dice federalista manda a pattugliare le strade all'esercito italiano e la gente è contenta. Io questo mi mette un po' a disagio questa cosa, perché vuol dire che la cultura della libertà si sta perdendo, non c'è mai stata, perché essere contenti per il fatto che l'esercito italiano pattuglia le nostre strade, non so voi, a me mette un po' di angoscia. Sì, c'è sicuramente il problema sicurezza, va bene il problema sicurezza, però ripeto, l'esercito che pattuglia le strade mi sembra una cosa un po' da Colombia, quindi noi non dobbiamo confondere la causa del male con la sua soluzione. Noi non abbiamo bisogno dell'Italia. Questa terra, secondo me, ha le potenzialità per fare tutto quello che vuole. Ci hanno insegnato ai nostri produttori, ce lo insegna la storia. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, dobbiamo solo crederci, volerlo. E la libertà non viene regala a nessuno, la libertà è che dobbiamo acciapparsi a noi altri. Se ti regala la libertà, quando ti temori, non ti serve a niente, non serve a niente. Perché scrivere il PNV, muoverti per aiutare il PNV, perché il PNV è l'unico partito con l'indipendenza e quindi la nostra libertà. Lo dico qua anche se non c'era d'accordo, mi piacerebbe che fosse Luca Schenato, il presidente della provincia di Verona, mi piacerebbe proprio, veramente. Ecco, serve a dire che è una roba. Allora, da questo punto di vista, come presentazione del Partito Nazionale Veneto, che abbiamo concluso gli interventi, diciamo, quei ufficiali programmati, e inizia invece la sessione delle domande e risposte.